nostro territorio si è verificato uno dei più grandi disastri ambientali del Paese, almeno degli ultimi decenni, e riguarda l'inquinamento da PFAS. Su questo tema si sta svolgendo un importante processo presso il Tribunale di Vicenza. Noi come sindacato, come CISL Veneto, CISL Vicenza e FEMCA CISL, ci siamo costituiti parte civile. Abbiamo dato mandato a degli avvocati di rappresentarci in quella sede, ma gli abbiamo anche chiesto di produrre un filmato alla fine di ogni udienza per informare i cittadini di quello che sta avvenendo nel dibattimento. Crediamo sia una cosa importante produrre questo filmato, che da oggi in poi, con cadenza quasi settimanale, pubblicheremo sui nostri siti o sulle nostre strutture social, perché crediamo che informare correttamente alla fine di ogni udienza cittadinanza e lavoratori del territorio sia una delle nostre missioni. Per cui da oggi pubblicheremo questi brevissimi filmati. A voi il compito di tenervi informati per avere un'opinione e delle certezze su come sta andando il dibattimento processuale.